conto. Ma che cos'è quella via così solenne? Non sarai forse tu che hai cambiato idea, che mi vuoi lasciare? Non essere ridicolo, lo sai che non potrei mai fare una cosa del genere. Il fatto è che c'è una cosa che mi angoscia e che angoscia parecchio anche i miei genitori, e quindi è arrivato il momento di chiarire tutto. Dolores, non ha importanza quello che vuoi dire. So che mi vuoi bene e tutto il resto non conta, credi. Io ti sposerei anche se tu avessi commesso il più grande crimine che esiste. Tu sei proprio sicuro di quello che stai dicendo, Giulio? Perché guarda, ti ho mentito riguardo al lavoro di mio padre, perché mio padre non fa l'imprenditore edile. Ah sì, ma non mi interessa. Lasciami finire. Mio padre non fa l'imprenditore edile e non è nemmeno ricco. Dolores, io devo sposare te e non tuo padre. O pensi forse che io ti voglio sposare per denaro? Non mi interessano i soldi e se non siamo ricchi di denaro. Non mi interessa nulla. Qualsiasi cosa tu mi abbia nascosto non mi farà cambiare idea sul piede. Mi tengo una ragazza onesta e sincera e come te i tuoi genitori. Non mi interessa nulla, Dolores. Io ti sposerei anche se tu fossi la figlia di un misero operaio o che ne so, anche se fossi la figlia del guardiano del cimitero. Appunto, come appunto? Appunto. Vuoi dirmi che tuo padre fa o sopramor? Il guardiano del cimitero? Appunto. E allora vuoi dirmi che se io guardo da quella finestra lì si vede... Il cimitero. Ecco, siete tutti uguali, anche tu sei come tutti gli altri, siete tutti prevenuti riguardo al lavoro di mio padre, perché a voi non interessa che io possa essere una ragazza intelligente, educata o magari anche carina. A voi interessa solamente non essere moroso dell'asceta dell'Annibale o il sotramort. Guarda Giulio, non voglio più vederti, è meglio che ci lasciamo. Ma calmati, ma cosa stai dicendo? Come lasciarmi? Perché? Non fare così. Allora Andreotti, hanno che di certe moscate, alle bu, al fare suscitare i borsi. Cosa che non vedo che manchi la mia te campina, A me par proprio de sene. Ah, ma adesso, alma sento il Giulio, ne fan casare una seta se bra. Adesso, a che indica me quante era Giulio. Las che abbiamo visto lì è che gli grandi sera sa che si sa fare. Bravo Giulio, perché ne su, in fondo esagera sempre. Sono pienamente accondiscendente. Dolore si è chiuso in camera sua e si rifiuta di aprirmi. Non so cosa fare. preoccupa mia, che adesso andare a me e quel buio con i capelli, tagliare, come se la farò del fuoco alla porta. Ed è anche per lei Annibale che te l'ha detto no, ma perché pensa di essere cosa della ma che la storia che la date finire una volta per tutti. Adesso così no regina, non te la adesso andare cosa che succede. Ma se da fate con calma che hanno approfitta anche me per fare delle parole col Giulio. Allora Giulio, di cosa che succede? Anche se puoi anche immaginarne. Dai, cosa che dici? Ne bomba, ma l'ha fatto lei. Ada che per essere indaggia via segneca, tu viene io lì per gotto. Per vino mia. Ma rispondi alla domanda mia. Aspetta Giulio, la segna ci ha fatto il tempo. Allora Giulio, che penso con calma che è succeduto? Che per caso dici? Che mestiere che ha fatto padre? Assolutamente no. Mi ha detto invece lei il vero mestiere che fa il suo. Il suo. Osciura Annibale al fare impresario edile, al ben e costruire serpentica. Amla dice la Sciura Maddalena che i suoi clienti si mai lamentato. È veramente bravo. E se gli dai che oggi modellato. Ti credo che i suoi clienti, come te dite, hai se mai lamentato. Te crede, mamma, papà. Per lui può guarda fuori che la finestra è cos'è sopra. Ma la dica il No, guarda fuori.
Arda ve. E già uno di lui come a cimitero. Ma teorie mia di che te cavega con la dolore sul perché la gara che te cada banda al cimitero, no? Aspetta un momento, Nora, ho capito? Ho stato un suocero, allora mia che il gara cavi sia al cimitero, ma qua all'ente al cimitero, lui del cimitero, a lei guardiano. Teorie mia di che fa Esatto, un sotramorte. Ecco perché i suoi appartamenti ci si avvicinano. Adesso è bella. E te? Perché la stupidata che ora sembra a Remengo o il fidanzamento con la Dolore? Assolutamente no, mamma. Solamente che appena me l'ha detto prima, si è immediatamente irrigidita e non mi ha dato la possibilità di parlare e si è chiusa in camera sua. E adesso ho paura che mi abbia lasciato. E allora? Che non si reage? Lei la sta lasciata in re e te la sandremo, no? Sono lei che ho capito dei miei sentiti. Allora, te, proprio te. Cosa mi risponde? Che guardo, Adesso fa più di domande. È la tua buona domanda. Ma perché vi tolti in giro se? Chi è spura che ha di la verità per vedere di del post? Io? Ma io mi dite ce lo fa poi mi dite adesso volta di dire lì ora se ne riuscirà per fare per fare Cristo spisse Dai, basta, buon meno te, basta parliamo, si venì con la sua Nora e sul giro. Sente so che dai sono domana. la sua Giuliana? La sua Giuliana? Allora via che me la sua Giuliana perché dopo alla sapete che a cantare e la va a fare mio madre con Dai, ma basta lei che vetta, Signor Gino e anche lei, signora Nora, vi prego di non incolpare i miei genitori per quello che è successo, perché la vera responsabile di tutto sono io. Sono io che ho chiesto a loro di mentire riguardo al lavoro di mio padre. Loro sono delle persone oneste e sincere e hanno accettato tutta questa messa in scena proprio perché gliel'ho chiesto io. E ora sono qui a chiedere perdono a lei e alla sua signora per questo mio comportamento. Giulio, guarda, non posso obbligarti a essere moroso della stretta dell'Annibale o il suo tramonto. Mi dispiace veramente tanto perché ci tenevo a te. No, cari miei, se permetti adesso, me voleresti spessare un'arancia in favore della mestretta. No, me voler spessare un'arancia per la mestretta perché se te, Andreotti, anche scusa mia, una stretta in sé, o ta seman, o ta sente liga su. Comunque, de gustibus non est putandibus. E secondo, Mi devi scusare assolutamente di tutto e posso capire perché l'hai fatto. Se solo però tu prima mi avessi lasciato parlare, io ti avrei detto che... No, aspetta un momento. Vedi Dolores, che se Gerdi che l'ha sbagliato, che se nota. Quello che Giulio voleva dirti è che nemmeno io sono stato molto chiaro sul tipo di lavorazione. Ma lei sentite che la mia scena aziendina artigianale le stesse misure? No, che alla chiede tu, le forse sulle stite misura che sono mia stai tacciato. Insomma, è l'Argentina che lo però de onoranze funebri. Pure che
formazione, trasporto, pratiche e documenti, qualità e professionalità, mezzi nuovi, personale preparato, specializzato e particolarmente attento alle esigenze dei colleghi, dal disbrigo delle pratiche alla preparazione della salma, dalla scelta della vara alla tumolazione, dai fiori e alle pubblicazioni di necrologie. Allora, da me biglietto di visita. Finalmente mi sono da piacca il pista stomaco. Questa sì che è professionalità stessa. Adesso capisce perché lui i suoi clienti hai via mia. Per forza, hai la borsa. Capite ora perché siamo stati un po', insomma, diciamo, sul vago. Pensavamo che il nostro lavoro vi impressionasse, ma invece evidentemente avevi sbagliato. Beh, a quel punto che me pensa che l'equivoco ha cessato di chiarito. Come vedi Dolores, anch'io avevo i tuoi stessi problemi. Ora non sei tu che devi decidere. Visto che sei quasi colleghi, me direi che stento un bel velo peloso su. Ma se cosa fa? Metteme una preda sura! Salire giù. Ma non eri da Suor Luisa? Sto vedo, Certo, cosa fai? Cos'è la Madonna? Lo senti chi sei? Adesso capisci la faccenda anche te lo chiede la sua suocera. Certo, è colpa sua della luna. Colpa te? Certo, è colpa sua. E mia stai lì ad intermettere se ho il gas e la panza della mia. A posto della bomba dell'acqua coda. Adesso il sistema è aspetta. Ah sì? Ah come sono cussato il sistema etico? Anche... Scusi, ma cosa che succede? Adesso che spiega, la mia parla è mia. Ho ciappato il gatto, finalmente è vero, lo metti su sulla panza della mia fome, e lei era molto più. E ho il galla dai fode male, quando ho cassato il pezzo in bocca, non Amazon cantina e inghettire alcol a chi do belle bottiglie di Bernarda che lo sono. Visto che la sede del mestiere lei avresti Luca su la casa del quasi nulla maniglie e modelli e da cabeza dentro di nessuno tutto interessante Sei felice Dolores? Dimmi che sei solo mia, non ci lasceremo mai. Certo che sono solo tua. No, riconosco io sono molto buono. Messo sulla Maddalena! Che bello! Chiusena, se per caso salta e scongi lì,
organizzatori dell'AIDO e l'autore Mario Dometti, che è presente in sala. Per nostra tradizione vi presento gli interpreti della commedia.